La mattina sarà dedicata agli interventi di medici e professionisti del settore, il pomeriggio alle informazioni ai cittadini, mentre in parallelo sarà possibile prenotare uno screening reumatologico e diabetologico gratuito. Organizzato dall'Associazione Malati Reumatici del Veneto, l'appuntamento di sabato all'Arsenale di Venezia si propone di favorire la prevenzione e parlare di disturbi diabetici e reumatologici. Vogliamo che le nostre patologie vengano prese in considerazione perché oltre 5 milioni di italiani ne soffrono, per cui è un momento di condivisione e un modo anche per fare rete con le associazioni che saranno presenti. Il circolo sottufficiali della Marina Militare ospiterà il convegno dal tema Il piede diabetico e comorbilità reumatologiche, un problema sociale. Siamo felici di poter realizzare questo evento grazie a un comitato scientifico che ha collaborato con molta e alta professionalità, in modo particolare il professor Angelo Avogaro, che è il direttore dell'unità operativa complessa delle malattie metaboliche dell'Università di Padova. Il Comune di Venezia supporta questa come altre progettualità che contribuiscono alla diffusione di una cultura del vivere sano fin dai canali educativi delle scuole. Quello di sabato è un momento formativo e informativo rivolto sia ai professionisti sanitari che alla cittadinanza che come Comune di Venezia abbiamo appoggiato perché ha un valore aggiunto. Da un lato si occupa, e su questo tema siamo molto sensibili, di prevenzione. La prevenzione non è un fattore che riguarda solo alcuni, ma tutta la comunità, tutta la popolazione. E dall'altro c'è un'impostazione particolare dedicata proprio alle persone.